Cari amici di Sicilia Magazine, dal 17 al 20 novembre si tiene la fiera che da 20 anni è un punto di riferimento per tutte le aziende che operano nel settore Horeca, cioè hotel, ristoranti e più in generale food and beverage. Parliamo di RHS, il salone più specializzato del comparto nel sud Italia, oltre che l'unico evento B2B del settore della ristorazione della nostra regione. Ogni anno sono invitate a partecipare più di 30.000 aziende siciliane e non solo, tutto ciò nel hub di Sicilia Fiere che permette di ospitare più di 300 spazi espositivi. Sì, è l'edizione da record, 20 anni, la 20ª. Tra l'altro abbiamo raddoppiato i visitatori rispetto all'anno scorso, ci sono più aziende espositrici, ma soprattutto le fiere sono un volano importante per desoggiornalizzare il turismo in Sicilia, come praticamente ha già annunciato il presidente Schifani, che vuole lavorare su questo tema che è molto importante, la Sicilia a 360 gradi tutto l'anno. 300 spazi espositivi, tantissimi eventi in questi 4 giorni, cosa ci dobbiamo aspettare? Anzitutto i visitatori c'è un'esperienza immersiva, perché ci sono 3 aree eventi che ogni giorno si fanno dei dibattiti, si fanno dei show cooking, si fanno delle cose in diretta, quindi si possono vedere, toccare, assaggiare, quindi è molto importante questo momento di interazione tra gli standisti, quindi tra gli espositori e il pubblico dei visitatori. Ho creduto in questo salone, questo è un salone veramente particolare che riesce a rispondere a quelle che sono le esigenze di tantissime aziende che fanno parte della filiera del turismo, hotel, alberghi, ristoranti, bar, pizzerie, insomma in questo caso risponde alle esigenze, perché oggi si guarda all'innovazione tecnologica e all'ospitalità. Presidente, un 20° anno da festeggiare, RHS si conferma sempre più leader sia in Sicilia ma anche al sud Italia. Guardi, oggi un espositore ci ha fatto un grande complimento, veniva da 2 fiere in Puglia e ha detto che noi abbiamo superato anche Bari, penso non potessimo aspettare di più. Vuol dire che da Roma in giù abbiamo un primato, grazie ai locali che sono particolarmente idonei, grazie agli espositori che ci seguono e anche grazie ai visitatori professionali che ci stanno impressionando. A quest'ora siamo a più del doppio dell'anno precedente. RHS porta affari a tutti, guardi, il mese di novembre era il mese più triste per gli albergatori della provincia di Catania. Quest'anno, grazie a 4 fiere, 2 che si stanno svolgendo ora in contemporanea e le 2 precedenti, mi dicono gli albergatori che è diventato il secondo mese più importante dell'anno per presenze. Abbiamo tutti gli alberghi che sono in overbooking, questo è un modo diverso di fare turismo. Una manifestazione che ha questa continuità, che non si è mai fermata nonostante non avesse anche gli spazi logistici importanti, oggi comincia ad avere degli spazi consistenti, significa che dà un peso specifico a questo tipo di realtà di un certo livello e quindi merita di essere rappresentato al meglio. Ci occupiamo di formazione, ci occupiamo di innovazione in pasticceria, attenzione a quello che è il futuro della pasticceria, senza tralasciare la nostra tradizione millenaria della pasticceria. Io dico sempre che un professionista deve avere un piede nel passato, uno nel presente e lo sguardo rivolto al futuro. La pasticceria siciliana può essere esportata non solo in tutta Italia ma immagino in tutto il mondo. Ma la pasticceria siciliana già è in tutto il mondo. Pensate che in questo piccolo fazzoletto di terra che è la Sicilia abbiamo una concentrazione di tradizione dolciaria che ci invidia proprio tutto il mondo. A pensare che i dolci più famosi al mondo sono il cannolo siciliano e il tiramisù in tutto il mondo e di questo dobbiamo essere orgogliosi, quindi attraverso questa fiera trasmettiamo tanta consapevolezza a tutti gli operatori del settore. Viva la Sicilia! Krups investe in Sicilia perché la Sicilia ci ha sempre ridato qualcosa di molto positivo indietro. La Sicilia è sinonimo di qualità, di bellezza di vita, di qualità alta di vita anche, per cui anche nella ristorazione c'è la richiesta di un prodotto di qualità, quindi Sicilia e Krups si sposano proprio dal punto di vista della qualità.